Amici miei belli, benvenuti! Quest'oggi apriamo, come vedete, in un posto bellissimo, fantastico, incommensurabile, pieno di fiori, pieno di colori, ovvero da Floor Garden. Siamo all'interno di Floor Garden con Icca, giusto? E siamo all'interno della fioreria di Floor Garden. Che cos'è? La fioreria è il reparto che si dedica al fiore. Fiore fresco, fiore artificiale, fiore essiccato, fiori di stoffa, fiori di tessuto, insomma. Oh, perché ci troviamo qui all'interno di questa fioreria? Perché da oggi parte questa nuova rubrica che vi terrà compagnia tutto l'anno, che si chiamerà Il sorriso delle piante, come poteva chiamarsi. Questa bella rubrica che vi insegnerà tutte le tecniche e tutti i segreti su come trattare le piante, su come innaffiarle, i piccoli segreti che voi non sapete, su come fare le composizioni, perché poi voi giornalmente fate di tutto qui. Tantissime composizioni, dal bouquet per la nascita, bouquet da compleanno, il fascio da sposa, bouquet da sposa, matrimoni. Allora, Icca è la persona indicata a curare questa rubrica perché? Perché tu sei un'esperta. C'è sempre da imparare. Beh, certo, però tu sei un'esperta, hai fatto una scuola specifica, quindi potrai insegnarci delle cose. Si studia tanto, abbiamo frequentato una scuola di arte floreale, appunto, dove ti insegnano come lavorare il fiore, come fare i mazzi di fiori, le composizioni, i bouquet. Quindi Icca è la persona più indicata, è la persona giusta. Allora Icca, cominciamo questa bella rubrica. Oggi cosa ci insegni? Allora, visto che siamo entrati nella stagione dell'autunno, la stagione dove si può piantare tranquillamente il bulbo, quindi oggi pianteremo un bulbo di tulipano. Ok, quindi il bulbo va piantato adesso per averlo poi in primavera. Sì, ci sono diverse stagioni, per ogni fiore ha la sua stagione di trapianto. Quindi andiamo a farvi vedere il trapianto del tulipano. Tulipano che deriva dal turco, no, dal greco? Significa turbante, turban. Ah, significa turbante. Forse per questo, per la sua forma che ricorda in effetti il turbante. Quindi Icca, cosa ci serve per cominciare a fare questa operazione? Innanzitutto ci serve un bulbo, in questo caso il tulipano. Poi ci occorre dell'argilla espansa, del terriccio per piante da fiore, un vaso in terracotta, dei pezzi di coccio che poi vi farò vedere a che cosa servono, una paletta, un innaffiatoio e del concime. Perfetto, qui abbiamo tutto, quindi possiamo cominciare. Fammi vedere tu, perché io, pur essendo appassionato di fiori, non sono ovviamente un esperto, avrò tanto da imparare da te. Mi affido alle tue belle e care esperte manine. Allora, iniziamo a prendere il nostro vaso. I cocci non si buttano, quindi se si rompe un vaso, guarda. A cosa serve? Serve a coprire il foro che ha il vaso in terracotta. Ah, ho capito. A questo punto? A questo punto prendiamo dell'argilla espansa e ne mettiamo uno strato di circa 5 cm. Ecco, invece l'argilla espansa, quello di prima lo sapevo, l'argilla espansa non so in effetti cosa sia, cosa serve. L'espansa serve proprio per il drenaggio. A questo punto prendiamo una delle nostre palettine e iniziamo a mettere del terriccio. Ma io il terriccio lo posso prendere anche così in una campagna, oppure ci vuole questo terriccio? Allora, esiste il terriccio adatto proprio per le bulbose, in questo caso per il nostro tulipano, o per piante da fiore. Allora, mettiamo un po' del nostro terriccio. Lo dobbiamo riempire fino all'orlo? No, non proprio fino all'orlo. Ancora un pochino. Ecco. Quindi a questo punto, dopo che abbiamo riempito il vaso di terra, ovviamente non fino all'orlo, prendiamo il nostro buco facendo un piccolo forellino verso il centro del terriccio, lasciando l'apice del bulbo fuori.
A questo punto aggiungiamo ancora un pochino di terriccio, sempre evitando di coprire l'apice del nostro bulbo. Ovviamente non dobbiamo coprire l'apice perché poi è da lì che spunterà fuori il fiore. Spunteranno le prime foglioline e poi il nostro bellissimo tulipano. Quanto ci mette il tulipano a sbocciare dopo aver fatto questa operazione? Piantandolo ora inizio primavera. Ah, proprio inizio primavera? Sì, sì. E per tutto questo tempo ovviamente va innaffiato regolarmente? Infatti, sì. Dopo che l'abbiamo rinvasato aggiungiamo dell'acqua, innaffiamo per bene. Quindi non dobbiamo aver paura all'inizio di dargli un bel po' d'acqua? No, perché la terra è molto asciutta quando ne facciamo un rinvaso, quindi un bel po' di acqua. Anche perché poi abbiamo l'argilla che ci aiuta. Sì, per drenare. Ora l'unica cosa da fare è concimarlo regolarmente. Cosa vuol dire concimarlo regolarmente? Allora, innanzitutto esistono diversi tipi di concimi. Ci sono i concimi liquidi che vanno diluiti insieme all'acqua che usiamo per rinnaffiare il nostro bulbo, oppure i concimi granulari che vanno sistemati all'interno del vaso e poi... Quindi un cucchiaino di caffè proprio all'interno del vaso, attorno al bulbo. In questo caso però sarebbe meglio utilizzare quello specifico per bulbose. Ah, esiste il concime proprio per... Sì, è specifico. E questo lo mettiamo ogni 15-20 giorni più o meno. Perfetto, a differenza invece dell'acqua che daremo più spesso, presumo. L'acqua almeno 2 volte a settimana. E tutto questo va fatto per qualche mese. Dobbiamo curarlo come un bambino. Come fai con i bambini? Lo curi, lo coccoli e poi alla fine sboccia. Che poetica la nostra Ica, hai capito? Vedi cosa vuol dire stare a contatto con i fiori? Ma questa mi è piaciuta molto. Passeremo un bell'inverno simpatico, vedete, in cui vi faremo sapere qualcos'altro. Anche perché adesso cominciamo dalle prossime settimane a dare i consigli quelli succosi. Sì. Allora, il bulbo, una volta che sarà sbocciato in primavera, dove lo mettiamo? Ci saranno delle composizioni particolari da poter fare? Possiamo decidere di metterlo o in un vaso in plastica oppure in un bel vaso in vetro. Ce ne sono di diversi. Perfetto, nel vaso in vetro quindi verrebbe una cosa del genere. Questo sarebbe perfetto per la fidanzata del nostro cameraman. Cosa ne dici, Roberto? Beh, bravo, vedi? Ha apprezzato il regalo. L'ideale, perché nel mondo orientale il tulipano significa amore perfetto. Ah, vedi, questo non lo sapevo. Nel mondo orientale il tulipano significa amore perfetto. Questo non lo sapevo. Vedi, Roberto, questo è il regalo perfetto per la tua Mella. Bravissimo, perché come dico sempre io, le piante aiutano a vivere meglio. È vero, qua sono d'accordo con te. Allora, quindi rimanete con noi con la nostra nuova rubrica Il sorriso delle piante. Da Icca e Stefano è tutto, dal giardino di Floor Garden, alla prossima settimana.